Tra le tante iniziative che si svolgeranno in vista della Festa Nazionale della Liberazione del 25 aprile, se ne svolgerà una a Favara il prossimo 21 aprile, organizzata dall'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, dall'ANPI, Istituto Ricerche e Prossima Fondazione Marroni, il Comune di Favara. Il tema trattato è quello del fascismo, non è un'opinione, è un reato. Ricco il programma dei partecipanti che daranno il loro fattivo contributo all'evento, tra i tanti il sindaco di Favara Palumbo, Floriana Racalbuto, Rosario Manganella dell'Istituto Marrone, diversi gli istituti scolastici che vi parteciperanno, il Bersagliere Urso, l'Ambrosini, il Fermi, il King, la Falcone Borsellino. Ne ha parlato nel corso della trasmissione Target condotta da Giuseppe Moscato Carmelo Castronovo, presidente dell'ANPI. Nel corso della giornata si svolgerà una passeggiata attraverso un itinerario tracciato sulla base della toponomastica, ci si recherà nelle vie dedicate ai partigiani di Favara che hanno fatto la resistenza e combattuto per liberare l'Italia dal nazifascismo e onorarne la memoria. Ma se tu mi permetti vorrei fare una premessa, nel senso che il 25 aprile non è una semplice celebrazione e io mi permetto di dire in particolare quest'anno e forse negli anni a venire, ma spero che non sia così, mi auguro di sbagliarmi, perché se noi oggi siamo qui, siamo in un posto dove diciamo la stampa e i cittadini possono dire la loro voce, i partiti, le associazioni sindacali. Diciamo, siamo parte di una società che ognuno ha diritto alla parola per costruire una società migliore per tutti. Ce lo garantisce la nostra Voglio ricordare che questo non è un dono di Dio, nel senso che è imperituro. La libertà e la democrazia sono state conquistate appena 78 anni fa, non sono poi tantissimi per la storia. E non è detto chi non è per la libertà e la democrazia che non provi, certo, non magari con mezzi più sofisticati, più tecnologicamente avanzati, ma non provi a ridurre gli spazi di democrazia. Faccio un esempio per tutti. Una delle più famose banche americane ha detto e scritto che la Costituzione italiana va cambiata perché è molto di sinistra. Sono atti pubblici, non lo sto inventando io, e tanto è così che negli ultimi, credo, 25-27 anni ci hanno provato in due a cambiare la Costituzione, a sovvertirla. Cioè voglio dire che il tentativo di limitare il potere democratico della gente c'è. Questo per dire a tutti noi, me compreso per primo ovviamente, che dobbiamo stare attenti, che dobbiamo sorvegliarla, che nessuno ce la garantisce se non noi stessi. Dobbiamo essere tutti partigiani? Dobbiamo essere, assolutamente sì, perché ha detto Gramsci che odia gli indifferenti sono quelle persone dove pensano che un determinato fatto non gli riguardi, invece no, per dire che dobbiamo essere partigiani ogni giorno, dobbiamo fare le nostre scelte, dobbiamo avere il coraggio di difendere e non dare per assolato che sia sempre così. E partecipiamo a questi eventi. In fondo, e gli eventi poi me ne dici dopo, Carmelo. In fondo, chiudo, sì. Sacrificare qualche ora della nostra vita o qualche ora della nostra scampagnata credo che ne valga la pena per difendere la democrazia e la nostra libertà.